Dico che noi paghiamo talmente tante tasse, 21 miliardi all'anno, che ci meritiamo le strade gratis. Una parola che risuona come musica per le orecchie dei trevigiani, gratis, altro che i rincari dei pedaggi autostradali che stanno facendo infuriare anche la Marca in questo inizio d'anno all'insegna degli aumenti, più 6,26% sul passante di Mestre, più 7,17% sulla 28 fra Conegliano e Godega di Sant'Urbano e sulla A4 Venezia-Trieste, più 4,43% sulla 27 Venezia-Belluno, incrementi giustificati e inevitabili secondo le concessionarie autostradali, ma il governatore Luca Zaia, che pure aveva difeso la linea di CAV, mostra di comprendere pure le ragioni di automobilisti e autotrasportatori. Roma ci dia le strade, chiede perciò, e i soldi restino nelle tasche dei veneti. Lo dice un ex ministro, il governo può tutto, può decidere di darci 40 anni di concessione e quindi di fatto diluire i pedaggi, può decidere anche di non farci pagare più le autostrade perché ci restituisce i nostri soldi e ci arrangiamo noi. Per quanto riguarda il passante, il problema deriva da una concessione anomala di 23 anni, raddoppiandone la durata come accade per le altre società. Secondo la Regione verrebbe meglio diluito il peso del pedaggio. È come il mutuo di una casa, se è un mutuo a 10 anni è una rata, se ce l'hai a 40 anni è un'altra rata. Intanto però l'indignazione monta sul web, si moltiplicano infatti gli annunci di protesta fai da te, come quello di chi promette, in particolare per la tratta Dolo-Padova che ha registrato un rialzo record del 250%, pagamenti al casello a colpi di monetine da 1 centesimo, il che vorrà dire un'esasperante serie di 280 soldini, il corrispettivo di 2,80 € di rabbia.